Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata, nello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni, pregiudicato, residente nel Cammaratese, per avere coltivato numerose piante di cannabis nelle campagne di quel comune. In particolare, all'esito di numerosi pattugliamenti, una vasta area a ridosso del letto del fiume Platani, i militari dell'Arma avevano già da giorni individuato un'area che, in relazione alle condizioni meteo e morfologiche favorevoli, si sarebbe prestata alla coltivazione delle piante di canapa. Qui l'intuizione a giorni ininterrotti, gli sforzi degli inquirenti sono stati ripagati nel corso di un servizio con osservazione e pedinamento, nel quale un giovane è stato notato con fare molto sospetto avvicinarsi nell'area interessata per poi entrarvi. Dopo aver eseguito i movimenti dell'uomo, inequivocabilmente intento nel coltivare 15 piante di cannabis alte fino a 3 mesi, è scattata la trappola. Il giovane, quindi, colto sul fatto, ha tentato di disconoscere la paternità degli abusi, sottoposti al sequestro, per i quali è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un processo innanzi al Tribunale di Agrigento per produzione, traffico e detenzione illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, che potrebbe costargli la reclusione dai 6 ai 20 anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro. Stamani la conferenza stampa. Nel tardo pomeriggio di ieri il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata, nel corso di un servizio dedicato alla prevenzione e repressione della coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di una serie di giorni incessanti di attività, ha colto in flagranza un soggetto, un 27enne pregiudicato del posto, nell'intento e nell'atto di coltivare delle piante di canapa. In particolare i militari hanno svolto una serie di giorni di osservazione, al termine del quale questo soggetto, con fare sospetto, si è inoltrato in un'area di Canneti, una zona a ridosso del fiume Platani, quindi nell'alveo del fiume, e lo hanno colto nella fragranza mentre appunto stava armeggiando vicino a questi arbusti. Il soggetto ha vanamente tentato di negare la proprietà delle piante, ma è stato comunque tratto in arresto e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di un processo presso il Tribunale di Agrigento per appunto coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.